Aggiungo piccole parole a quelle di Fabio e alle parole che abbiamo sentito e che abbiamo voluto proprio in apertura, perché quel coraggio di cui parla Fabio, che i piccoli teatri possono e devono portare avanti, coraggio verso i cittadini, coraggio con gli artisti, coraggio con le altre istituzioni culturali del territorio, coraggio nel creare comunità, ha bisogno appunto di essere condiviso, mantenuto, messo in vita, messo in sicurezza e insieme alimentato. Per cui abbiamo voluto proprio partire con le parole degli amministratori. Aggiungo alcune cose. Quando noi diciamo piccolo teatro non intendiamo ovviamente una specifica banale fatta a questo punto del discorso, però ci tengo a dirlo, non intendiamo le piccole sale, intendiamo un apparentemente piccolo, perché possono essere anche sale grandi, cioè non è questione di capienza, è questione di qualità, non è questione quindi di quantità, è questione di qualità. Poi la quantità del pubblico che accede a teatro dopo un processo di qualità è una conferma importante, è una tensione che credo dobbiamo raggiungere, e quindi avere i teatri pieni è la conferma di un percorso di qualità, di un processo che è lungo, anche lì è questione anche di tempo ed è appunto un discorso qualitativo. E quindi è un apparentemente piccolo, perché in qualche modo dire piccolo teatro, per noi dire teatro di comunità, potremmo anche passare, no? Proprio direttamente a questo modo di definire, non per trovare formule o espressioni, però per sottolineare l'attenzione a quel creare comunità, quell'essere comunità, artisti e cittadini insieme. In un contesto anche, veniva ricordato anche negli interventi precedenti, in cui, come dire, quel noi, quella dimensione, no, di comunità, di società è un po' frantumato, mettiamola così, in questi anni, in questi decenni, quindi anche quella forma di coesione, di senso di comunità nei cittadini, al di là dell'ambito teatrale, insomma, senza scendere in questioni politiche, eccetera, però è un po' fratturato, e i piccoli teatri con la loro progettualità, che è stagione e progettualità insieme, ovvero la stagione iscritta in una progettualità più ampia che vive e si alimenta di ospitalità di spettacoli, di laboratori, di nuove creazioni con gli artisti, di coinvolgimento attivo dei cittadini, di coinvolgimento e condivisione con le altre istituzioni culturali o luoghi culturali e sociali dei territori, le collaborazioni con le biblioteche, le collaborazioni con i musei, le collaborazioni con i circoli sociali, ricreativi, culturali del territorio, le collaborazioni con quelle forme di community attive che i territori hanno. Belinda Gottardi accennava agli amatoriali, che sono una realtà io credo molto importante, anche una possibilità in fondo anche di sfida, di coinvolgimento e di avvicinamento ai linguaggi del contemporaneo, quindi non gli amatoriali per non faccio segni di alto-basso, però gli amatoriali sono già gruppi attivi di cittadini che appunto magari non necessariamente frequentano, così come il teatro, così come i gruppi di lettura, e sono tutti raggi di azione, di fuoriuscita della progettualità artistica di un teatro in un territorio. Per cui i piccoli teatri di comunità sono teatri con le antenne, in qualche modo, sono teatri sonda, sono teatri che come quei tubi da sommergibile, no? Vanno in fondo, scendono anche negli abissi, perché poi fare il lavoro sul territorio è anche inerpicarsi negli abissi e farlo con sentimento, con coraggio, con perizia, con conoscenza dei territori. Non si arriva in maniera extraterrestre ovviamente, c'è un lungo processo di conoscenza e di ascolto anche nostro, c'è anche dei direttori artistici e degli operatori sul territorio, e quindi teatri con le antenne, teatri sonda che scendono a fondo nel territorio, e anche proprio come il radar, no? Che lancia un raggio di azione, in molti casi nei piccoli comuni quel raggio di azione copre in fondo l'intero comune, l'intero territorio. Allora faccio l'esempio dei comuni anche dove per esempio sto lavorando, in alcuni di questi c'è una biblioteca, c'è un teatro nei comuni in cui c'è, e non per questo appunto non ci può essere una programmazione teatrale, però quell'unico luogo assurge quasi a concetto, cioè diventa ancora, è come se da un bassorilievo emergesse di più la forma e il punto di riferimento che i luoghi della cultura hanno e devono avere sui territori, e quindi sono delle opportunità.
importantissime di creazione di comunità che si muove su più livelli, l'abbiamo detto, è creazione di comunità con gli artisti al centro, nel coinvolgimento dei cittadini, nel coinvolgimento delle altre realtà culturali, nel senso di creazione di comunità anche intermittente, nel senso che il valore dei nostri piccoli teatri, della nostra progettualità che li caratterizza, li crea, li abita, li alimenta, li attraversa, è quello di creare in maniera permanente comunità intermittenti. E quindi è appunto una progettualità, un sentimento, una volontà, una responsabilità anche per noi operatori di creare in maniera permanente e continuativa un senso di comunità anche appunto intermittente, anche per momenti, dando un grande valore al momento, all'esperienza. Quindi facevi degli esempi oggi pomeriggio, per esempio l'esempio di Silvia Gribaudi, oggi pomeriggio abbiamo invitato anche alcuni artisti a raccontarci alcuni progetti anche di comunità e soprattutto le osservazioni, le interrogazioni che li abitano, e li sentiremo. E sono elementi importantissimi della progettualità dei piccoli teatri. I piccoli teatri di comunità in questa architettura che fuoriesce anche dall'edificio teatrale, questa poi è una componente, una caratteristica forte sicuramente nella nostra regione, poi non tutti, no? Quindi, però è una tensione importante, credo, di anche l'idea di un nuovo teatro, appunto di un teatro che fuoriesce dall'edificio per ritornare, veniva detto anche prima, per ritornare dentro all'edificio teatrale che è il cuore pulsante, vitale della nostra tensione, degli amministratori, degli operatori, dei direttori artistici, degli artisti. E quindi può ricreare, qualche anno fa Marco Martinelli parlava di Ante, creare una stagione ad Ante su Ravenna, no? Fu fatto questo bellissimo esperimento di Ravenna viso in aria, cioè di moltiplicare i luoghi, moltiplicare le visioni, moltiplicare anche la possibilità di incontrare, intercettare, non in senso superficiale ma in senso autentico e profondo, intercettare i cittadini e di rendere il teatro, la visione degli spettacoli, l'incontro con gli artisti un luogo più spesso, più largo nella vita delle persone e dei cittadini, perché poi questa è l'ambizione, la sfida e il desiderio, insomma, che ci riunisce. Lavorando perché in questa fuoriuscita dal teatro, in questa architettura di azioni, spettacoli, creazioni, laboratori, residenze, in questa architettura lavoriamo, piccoli teatri, teatri di comunità, lavorano su due tasselli, il pubblico e il non ancora pubblico. E anche questa è un polo, un doppio binario che dobbiamo sempre più intrecciare, sul quale stiamo attivando anche delle ipotesi, ce ne sono, insomma, e per fortuna di progettualità e di realtà che da anni anche lavorano su questo. E quindi lavorare anche su coloro che faticano o non frequentano i luoghi culturali e il teatro in particolare. E quindi da un lato il pubblico del futuro, e quindi sicuramente le scuole, il lavoro dall'infanzia, ma anche coloro che per diversi motivi economici, di tempo, di percezione di un teatro che non invoglia, che non attira, che non frequentano i teatri. E su questo aggiungo anche l'importanza per noi anche di avere delle osservazioni, delle mappature, anche in qualche modo delle ricerche che ci possano anche aiutare ad avere un quadro anche delle motivazioni del non pubblico, di chi non frequenta, per quali motivi, come facciamo a superare e accendere quella scintilla che il teatro sa e può creare, che gli artisti sanno donare, come facciamo ad alimentare, a soffiare vento su quelle scintille? Domanda. L'ultima cosa aggiungo, un teatro, una progettualità intesa in questo modo, di stagione teatrale, che intreccia, vive all'interno, è contemporaneamente un progetto articolato, una forma di drammaturgia, una forma di narrazione per le città, nelle città. Un progetto di questo tipo è un'opera, cioè è al pari di un'opera, è al pari di uno spettacolo, è al pari di una, per me,
pari di una visione di un artista, è un progetto come un'opera, che quindi prevede anche uno spessore, una competenza, usiamo anche queste parole, e una tensione dei direttori artistici e degli operatori che possono, insieme agli artisti, ai cittadini e agli amministratori, crearla e condurla. E credo che i piccoli teatri di comunità stiano disegnando dei paesaggi, stiano disegnando delle idee di città, stiano disegnando delle idee di teatro insieme agli artisti, a sostegno degli artisti per e con i cittadini, e stiano insieme disegnando un'opera, una polifonia, diciamo, di visioni, di democrazia, di luoghi, no, accessibili, democratici. Lo sentiremo anche nel corso di questa mattinata, credo, queste parole, e quindi abbiamo una responsabilità importante. Credo che i piccoli teatri di comunità si stiano ponendo, alcuni, si stiano ponendo come lenti importanti di movimento, dicevamo ieri, c'è qualcosa che si sta muovendo da anni e che ha bisogno di essere alimentato, sostenuto tutti insieme.